Per una famiglia media alle fiere di San Luca 50 euro non durano un'ora. Osservando dall'alto la folla, però, la crisi economica tanto discussa nell'attualità non si percepisce. Così abbiamo chiesto ai trevigiani come gestiscono il portafoglio per far felici i loro figli e loro stessi in questa giornata di moderata spensieratezza. I miei tempi erano 50 lire negli anni 60, per cui voglio dire, poi l'inflazione è andata quella a 5 euro adesso, da 10.000 lire, 20 secondi. È cambiato, ma è cambiato anche il modo di vivere, la gioventù, è cambiato, voglio dire, anche il modo di rapportarsi con le fiere, insomma oggi con la tecnologia tutto un po' cambiato. I soldi erano pochi, perciò mi faceva dei prezzi più onesti. 50 franchi, era lusso 50 franchi, lusso. Prendeva 1.000 lire, forse 1.000, chi che aveva 1.000 lire. E oggi invece portare i nipotini e così quanto costa? 5 euro il giro. Perciò pensa a te quando i soldi dopo non sono solo che giri in giostra, che se patatine, che se a fritto e che se tante robe. I prezzi sono andati alle stelle, io devo ancora salire su nessuna giostra per quello. Non è che sia tanto amante di salire sulle giostre. Mi piace guardare così, vedere come le giostre. Io non lo so come fanno, questi ragazzini prima facevano su i soldini per salire su. Raccoglievano i soldini per salire su una giostra. È complicato adesso, Siamo appena arrivati, quindi ma abbiamo un budget comunque, 3 giostre a testa, dopo basta. Perché una volta magari si faceva anche tutta una giornata con 10 euro, non è più così? No, decisamente no, io ho già speso 8 euro e ho fatto un giro in giostra, uno solo, quindi si va da quella cifra in su. Che quando venivano le giostre probabilmente erano 10.000 lire, probabilmente. Altri tempi? Sì, direi di Lei tipo oggi quanto ha speso? Non molto, io a dire il vero, ha speso più la gente che è con me, io sono rimasto a guardare oggi. L'ingiostre, non so cosa ha speso mia figlia, 20 euro penso. È tutto cambiato? Beh sì. Una ventina d'euro di frittelle, un giro in giostra, un 4 euro, sono in 7, altri 20. Sì. Ma ve lo ricordate quando una volta si andava alle giostre con 10 euro e si faceva tutta la giornata? Bei vecchi tempi. Sì. E anche quando costavano le frittelle 2 euro qua, no 4 euro. Ricordo che era 2 euro per i gettoni del Tagadà, ma ancora nel 2010 così. I costi non sono aumentati solo per i consumatori ma anche per voi? Sì, è vero, noi l'energia elettrica quest'anno ci ha dato una bella bastonata. Noi abbiamo fatto il massimo per tenere il costo del biglietto sempre lo solito prezzo, però logicamente da 10 anni a sta parte l'energia elettrica, l'occupazione del suolo pubblico e anche l'asporto rifiuti ci ha massacrato e logicamente noi stiamo facendo di tutto per tenere il prezzo sempre lo stesso. Il gasolio aumenta per tutti, noi abbiamo camion, rimorchi da trasportare, le assicurazioni crescono anche per noi, non c'è uno sconto per noi, il gasolio come lo pagano gli altri lo paghiamo anche noi.